8 botteghe storiche, 8 piccole macchine del tempo che hanno attraversato 4 o più generazioni. Un vanto per il comune di Cittadella di cui questi negozi custodiscono la storia. Per questo, attraverso la fondazione dei negozi storici di Padova e provincia, Confesercenti e Cescot Veneto, l'amministrazione ha voluto omaggiarli come luoghi storici del commercio. Abbiamo politicamente fortemente voluto la non presenza di centri commerciali e abbiamo tenuto duro perché le pressioni sono state comunque importanti negli anni, ma penso che la scelta abbia ripagato. Le nostre attività economiche, le nostre famiglie che lavorano in questi negozi, chi ha gestito per anni i negozi, chi poi ci lavora come dipendente in questi negozi, vive grazie al commercio di Cittadella. Targa d'argento per 4 negozi con 40 anni di storia, targa d'oro invece per chi ha oltre 70 anni di attività alle spalle. Fra questi le due centenarie Ortofrutta Alessi e la gastronomia Piazza, attività che come detto hanno sfidato il tempo prendendo solo il meglio dalla modernità. Non è che ci sia da combattere la grande distribuzione online, bisogna sfruttare anche queste cose qua, cose che una volta prima dicevano la mia botteghetta, il mio centro, resto così come sono. C'è un'evoluzione, bisogna capirla, intercettare queste cose e abbiamo risultati concreti di persone che vendono anche molto online. Se guardiamo che la grande distribuzione, cosa recente, ti porta la spesa a casa, lo facevamo tantissimi anni fa, non hanno inventato assolutamente niente.